E adesso vaglieremo altre posizioni, altre situazioni. Questa ripeto, è un'attività che ancora una volta segna il doppio binario. Da una parte si colpiscono le organizzazioni criminali portando in carcere mafiosi e capimafia, dall'altra parte si svuotano le casse. Questa è la strada. Si colpiscono società che hanno investito nelle nuove energie, le energie green, quelle chiamate energie verdi, e l'organizzazione criminale, la Cosa Nostra, si sta muovendo anche in quel settore. La DIA è presente, vigila e colpisce le aziende. Le aziende ovviamente devono continuare a lavorare, ma gli imprenditori mafiosi devono essere messi fuori dal mercato in maniera decisa e forte, e questo è un risultato. Partendo dalla modesta sua qualità di dipendente di un'impresa di raccolta di rifiuti urbani, è divenuto un imprenditore edile e poi un imprenditore nel campo del fotovoltaico. L'operazione sta a sottolineare che le organizzazioni criminali, la mafia, ha incentrato la sua attenzione anche su questo lucroso settore del fotovoltaico, tanto che questa società del Manservigio si occupava di questa attività e abbiamo proceduto al sequestro di questa grossa impresa.